Siamo al secondo giorno di Vinitaly 2019, siamo all'interno di questo bellissimo spazio che è lo spazio della Regione Veneto, dove vengono organizzati dei momenti molto interessanti. In particolare sono le degustazioni che sono seguite e condotte dall'AIS Veneto. Siamo qui con Giancarlo Cestaro, responsabile del gruppo servizi di AIS Veneto. Giancarlo, allora queste degustazioni sono seguite? Abbiamo consolidato questo format che comunque ci dà quel sold out, quella partecipazione proprio sentita dal pubblico, per cui tante volte non riusciamo a garantire la richiesta delle persone, perché comunque riusciamo a riempire la sala, anche perché i temi sono comunque di attualità, riguardano i nostri vini, le nostre eccellenze del Veneto e noi siamo proprio qui per far capire, degustare ed assaggiare questi vini che poi sono le nostre chicche. Sono il nostro patrimonio, il patrimonio che in qualche modo racconta il nostro territorio. Io vorrei anche muoverci all'interno di questo spazio, perché c'è già una preparazione, una degustazione, è stato preparato una degustazione che fra poco partirà. Ovviamente Emanuela è con noi. Emanuela, tu hai anche seguito alcune di queste degustazioni, come ti sono sembrate? Sempre all'altezza della, come dire, proverbiale bravura di AIS Veneto? Certo che sì. Beh, continua questo percorso, come diceva Giancarlo, sui territori del Veneto. Sono percorsi di approfondimento sulle varie denominazioni, vitigni. Ieri c'è stata una bellissima degustazione dedicata ai rossi di Verona e quindi si è fatto un approfondimento su alcune delle denominazioni e delle aree, vero Giancarlo? Certo, ho proprio ancora qui il calendario di ieri. Siamo andati a toccare comunque alcune zone, alcuni territori, perché comunque parlare di terroir legati poi ai prodotti è fondamentale per noi, perché dobbiamo lanciare, come detto prima, un messaggio chiaro e che vada a rimarcare le nostre eccellenze. Abbiamo appunto avuto la degustazione del primo pomeriggio, dopo l'inaugurazione dello stand da parte delle istituzioni. Siamo partiti comunque con la nostra prima degustazione intitolata proprio Rosso Verona, per cui che va a toccare proprio tutti quei territori che abbracciano proprio la provincia di Verona, per cui siamo partiti con l'Arcole, Merlara, delle zone forse non molto conosciute, non molto blasonate, che però hanno proprio fatto vedere le potenzialità dei loro prodotti che possono essere al pari di altri prodotti di più eccellenze. E poi volevo interromperti perché a me piace molto questo Rosso Verona, che è un colore che c'è anche nel marmo. Tu, Emanuela, che hai trascorsi nel design. Sì, è vero, c'è questo richiamo, bravo, hai sottolineato questo collegamento che mi era sfuggito. In qualche modo vino, territorio e ovviamente le eccellenze della nostra cultura, del design e dei prodotti come quelli del marmo che sono in quest'area veronese, secondo me è importante in qualche modo abbinarle e tutto sommato i sommelier dell'AIS ci riescono sempre. Sì, noi abbiamo questa capacità sempre di più, la figura del sommelier, lo sappiamo, è quella del comunicatore del mondo del vino e di tutta la storia e diciamo un po' il paesaggio che sta alle spalle di tutto questo. Ritorniamo Giancarlo, ti ho interrotto, tu stavi andando avanti sulle degustazioni, immagino. Sì, stavo solo facendo questo excursus di denominazioni, per cui ripeto, siamo partiti dall'Arcole Merlara per passare per la zona di Bardolino e per arrivare poi ai cru della zona della Valpolicella, per cui con due importanti amaroni, per poi passare in un vino diametralmente opposto, legato, grande però successo internazionale. Di grande successo internazionale, molto suadente, molto interessante, anche perché stiamo scoprendo che questo vino, ancorché per la sua omologazione che ha nel nome, ha varie sfaccettature che ti fanno toccare più territori e ti fanno capire quelle piccole differenze che comunque lo diversificano, ma anche se ha un Carlo, nome comune. Che vino è? È il Prosecco. Infatti questa degustazione era proprio chiamata Universo Prosecco. Siamo andati a toccare le zone di Asolo, Montello, la zona del Conegliano, Valdobbiadene, quella più basonata, per poi passare a tutte quelle produzioni che rientrano nella DOC Prosecco. Io ho notato che addirittura c'era qui la fila, c'erano persone che in qualche modo sgomitavano per arrivare a questa degustazione che era già ormai sold out da parecchie ore. Sì, poi tutti attentissimi. Io ieri sbirciavo un po' mentre ad esempio Vito Damanti stava tenendo la... Ma il grande Vito in qualche modo è sempre anche molto suadente nella presentazione di questi vini. Poi gioca sempre su questa cosa, no? Io sono un siciliano, ma adesso vi racconto questo famosissimo vino in tutto il mondo, tra l'altro.
del Veneto, che è il Prosecco, mentre nella parte diciamo iniziale, quella sul Rosso Verona, avevamo Fabio Poli, che è un esperto, insomma. Fabio conosce il territorio a menadito, quindi insomma ci ha condotto davvero in questo percorso. Un'altra interessante degustazione, Vulcanici Veneti, denominata Vulcanici Veneti. Qui avremo Giovanni Geremia che ci porterà in questi territori antichissimi, di origine comunque già il nome ce lo fa capire, per cui faremo un viaggio nella zona del Soave, dei Colli Iberici per arrivare ai Colli Ugani. Per cui anche qui una degustazione interessante con dei prodotti altrettanto interessanti. Emanuela, questi vini vulcanici veramente stanno sfondando, si sta creando, come dire, un settore proprio di interessati, di appassionati che seguono questi vini vulcanici che sono in tutta Italia. L'Italia è un paese, una nazione piena di siti vulcanici o comunque ex vulcani. Sì, vulcani dimenticati in tanti casi, però l'origine, la matrice diciamo geologica dei terreni è quella. Onore al merito anche, se vogliamo, al Consorzio di Soave, perché ha raccolto questo lavoro, cioè il fatto di mettere insieme, sì, su tutta la penisola. Ha un po' diciamo raccolto le fila e ha messo insieme una serie di denominazioni e di produttori che hanno la fortuna di trovarsi in territori che hanno questa fortunata combinazione di fattori del suolo, del sottosuolo. Quindi io farei altri 2 passi perché vorrei che Marian ci inquadrasse alle nostre spalle questa cartina del Veneto, che è molto bella perché porta tutte le nostre denominazioni e il loro posizionamento sulla cartina, che è molto interessante perché è proprio un viaggio attraverso le denominazioni, attraverso i vini. E questo di fatto è il percorso che ogni anno seguiamo qui, cioè quello di dare voce ai territori, come diceva anche prima Giancarlo, anche magari quelli non famosi come certe stelle che brillano da tempo anche sul diciamo panorama internazionale, perché hanno magari fortunati, cioè sono stati conosciuti anche per una questione di successo commerciale anche all'estero. E chi meglio dei sommelier può raccontare questo nuovo ruolo, che tra l'altro sarà anche ben, come dire, delineato in occasione del congresso, che in qualche modo ha proprio questo tema come tema centrale. Sì. Ce ne parlava il presidente Marco Aldegheri proprio ieri. Sì, tu anticipi una tematica importantissima, perché quest'anno il congresso nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier si terrà in Veneto, si terrà qui a Verona. Stiamo già lavorando tantissimo a questa cosa e ogni anno c'è una tematica attorno alla quale girano poi tutti i lavori del congresso. Quest'anno sarà la tematica centrale sarà l'enoturismo, ma soprattutto qual è il ruolo del sommelier in questa trasformazione velocissima che sta avvenendo nel mondo del vino, perché è un settore che sta crescendo tantissimo questo. Quindi enoturismo cosa significa? Attenzione, non soltanto una platea di esperti, perché noi siamo bravissimi a relazionarci con gli esperti, no, ma anche con gli esperti, cioè con platee di esperti, di addetti ai lavori, eccetera. Ma dobbiamo accettare la sfida di saper parlare anche ai semplici appassionati, a chi vuole vivere il vino come il prodotto di un contesto più ampio. Ecco, quindi quelli che vengono qui, no? Certo. Sono proprio queste persone che noi dobbiamo lanciare questo messaggio, perché è poi il consumatore che sposta l'ago della bilancia verso un prodotto piuttosto che un altro. E il consumatore può essere in grado di far questo solo se acquisisce delle conoscenze, e noi siamo proprio qui per trasferire quel piccolo sapere che abbiamo dentro di noi proprio a queste persone. Ma Giancarlo, tu li vedi con gli occhi brillanti assaggiare questi vini? Cioè, no? Li vedo interessati, li vedo fare qualche domanda. La domanda chiaramente nasce da una curiosità, per cui la curiosità viene se uno è attento a quello che gli viene detto. Per cui c'è proprio questo feedback tra platea e conduttore che diventa proprio un rapporto che si instaura proprio in questi momenti. Io a questo punto chiuderei, inviterei tutti i nostri spettatori a seguire sempre la web TV di AIS Veneto sul social, su YouTube, sul sito appunto di AIS Veneto, perché troverete tutti gli aggiornamenti sia del Vinitaly sia del dopo del Vinitaly, perché in realtà AIS Veneto vi segue costantemente, giornalmente, con degustazioni, con contenuti e fra poco anche con la guida Vinetia.
Sì, partiranno i panel tra un po'. Quindi. Bene, un saluto a voi tutti.